Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria è sempre più protagonista delle sfide della Blue Economy. A Palazzo Ducale è andata in scena la quinta edizione di Economia del Mare, l'evento del Sole 24 Ore dedicato al futuro dell'economia marittima. Al centro del confronto il ruolo strategico del mare per porti, energia, sicurezza e infrastrutture digitali. Il 99% del traffico internet globale viaggia infatti attraverso i cavi sottomarini. Istituzioni, imprese ed esperti hanno analizzato a Genova le prospettive di sviluppo del Mediterraneo. Inaugurato a Garlenda, in provincia di Savona, il nuovo ponte sul torrente Lerrone, realizzato da Regione Liguria con un investimento di oltre 3 milioni di euro. L'opera sostituisce il precedente attraversamento e migliora la sicurezza del territorio, riducendo il rischio idrogeologico e rendendo più efficiente la viabilità. I Giardini Emburi di Ventimiglia hanno ospitato la firma del protocollo d'intesa per il parco marino transfrontaliero dei Due Capi, primo passo per la gestione condivisa dell'area di mare tra Capo Mortola e Capo Martin, tra Italia e Francia. L'obiettivo è promuovere il monitoraggio ambientale, la tutela degli habitat marini, lo scambio dei dati scientifici e il coordinamento delle attività di ricerca. Regione Liguria ha approvato una misura per migliorare l'autonomia energetica degli edifici pubblici con uno stanziamento di 9,8 milioni di euro. A partire dal 17 settembre si potrà chiedere fino a 1 milione di euro di contributi a fondo perduto, a copertura del 70% o dell'80% degli investimenti effettuati. Domande sul sistema bandi online di Filse. Presentata nella Sala della Trasparenza la 30ª edizione del Premio Porto Venere Donna, che quest'anno sarà assegnato alla geologa e divulgatrice scientifica Sabrina Muñoz. La cerimonia si terrà il 26 luglio in Piazza Spallanzani a Porto Venere, un riconoscimento che da 30 anni valorizza figure femminili di eccellenza, dalla cultura alla letteratura fino alle materie STEM. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.